A Favaro l'addio alle 3 vittime della strage di Santo Stefano di Cadore, lo strazio della mamma Elena che ha letto una lettera della figlia Alice, è il momento del dolore e dei perché, dice Don Giuseppe Simoni. La comunità si stringe attorno alle famiglie delle vittime, nessuno tra i presenti al funerale a parole, solo tanto dolore, dicono tra le lacrime, ma è fondamentale pensare alla sicurezza sulle strade. E ieri sera quasi 2000 persone hanno partecipato a Favaro alla fiaccolata in memoria delle 3 vittime. Dal sagrato della chiesa di Sant'Andrea il corteo ha raggiunto la chiesa di Dese. 4 anni fa oggi la morte dei 4 ragazzi di Musile in un tragico schianto a Jesolo. Stasera il memorial Riccardo Laugeni, una delle vittime. I danni causati dal maltempo all'agricoltura del porto gruarese sono talmente estesi da rendere ancora impossibile una loro quantificazione. Molti raccolti sono andati completamente distrutti. Domani sciopero nazionale delle compagnie aeree, previsti disagi anche al Marco Polo. Venerdì prossimo sarà il personale AVUM e ACTV a incrociare le braccia. Dalle 20 sarà aperto il ponte votivo per la festività del Redentore, la cerimonia con il sindaco Brugnaro e il patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Domani sera la notte dei fuochi. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano il lungo giorno dell'addio a Favaro Veneto per le 3 vittime della strage di Santo Stefano di Cadore. Questo il racconto. Quando sul sagrato della chiesa di Favaro Veneto arrivano le 3 bare, è un'intera comunità a trattenere il respiro e ad abbracciare con il cuore Elena Potente, mamma del piccolo Mattia, compagna di Marco e figlia di Maria Grazia, le 3 vittime della strage di Santo Stefano di Cadore. In chiesa Elena è accanto all'altro sopravvissuto alla furia dell'Audinera guidata da Angelica Hutter, il padre Lucio, si sorreggono l'un l'altra, gli sguardi fissi sui feretri, lo strazio. Un dolore enorme è condiviso con la famiglia Antoniello, i genitori di Marco, Ida e Luigi, i figli e l'ex compagna, il fratello Rocco e Don Giuseppe Simone, che ben li conosce, a dare voce al loro smarrimento. Pochi i riferimenti ad Angelica, un conto è l'inchiesta, un altro il dolore. Non è ancora il tempo né del perdono né del giudizio, solo quello della fede e del battesimo ricevuto da Mattia poco più di un anno fa. Abbiamo letto e sentito tante ricostruzioni dell'accaduto, ma questo non ci restituisce le persone care che abbiamo perduto. Ci spiega i tanti come, ma non risponde ai tanti nostri perché. Che cosa si può dire davanti alla morte di un bambino, la cui vita era appena sbocciata? E a quel bambino, al suo papà e alla nonna la lettera di Alice, figlia di Elena, che fa la seconda media. A leggerla è proprio Elena, che trova la forza di salire sull'altare accompagnata da Rocco, fratello di Marco. Mattia, ciao pecoretto, spero tu possa giocare libero con tutti i giocattoli del mondo. Mi raccomando, non far esasperare papà e la nonna. Marco, grazie di avermi trattato come una figlia, di esserti occupato anche delle più piccole cose. E ora a mia nonna, che dire, non ti riposi mai, eh? Si firma sorella maggiore, figlia acquisita e nipote Alice. Cercate di riposare in pace. Ringrazia tutti, partendo dai soccorritori Rocco, che si rivolge al fratello Marco. 2 gli impegni solenni. La prima promessa è che sarò presente in qualsiasi modo nella crescita dei tuoi figli Tommaso e Giada. La seconda, il vuoto che avete lasciato tu e Mattia in casa di Elena sarà impossibile colmarlo, ma ti prometto che cercherò di stare vicino ad Elena il più possibile. Mi piace pensare che da lassù tu spinga matti in passeggino e che Maria Grazia mi aspetti per mangiare le patate roste e sardine impanae che ti piacevano tanto. Ti voglio bene.
E nessuno tra i presenti ha avuto parole, sindaci in primis, solo tanto dolore, dicono tutti tra le lacrime, ma è fondamentale pensare alla sicurezza sulle strade. Indescrivibile, signora, indescrivibile. Nessuno riesce a trovare le parole per esprimere il dolore di una tragedia tanto grande. Anche i sindaci dei 3 comuni coinvolti, che hanno proclamato il lutto cittadino, sono senza parole. Difficile trattenere le lacrime, soprattutto per il sindaco Brugnaro durante la cerimonia funebre e dopo. È una tragedia, perché il bambino di 2 anni, il papà, la nonna, siamo in una situazione, si fa fatica a spiegare, insomma. Per cui esprimiamo grande cordoglio agli amici, alla famiglia, anche alla stessa investitrice, bisogna rendersi conto che passa una tragedia, c'è soltanto dolore. Credo che sia inutile aggiungere qualcosa, tutti quanti siamo come commossi e basta. E credo che di più di così non si può dire. C'è tanta tristezza, tanta amarezza, rimane fermo il ricordo di queste 3 persone che veramente ci lasciano prima del dovuto. Non ci sono parole sinceramente per ripercorrere anche queste ultime 2 ore. Tanta vicinanza nei confronti dei familiari e una sola richiesta, la speranza di giustizia, quello sì. Giustizia, ma si è parlato anche di sicurezza sulle strade, a partire da Don Giuseppe nella sua toccante omelia. Tanta partecipazione e tanta solidarietà, e credo che quello che ha chiesto a Elena potente, cioè stateci vicini, il gesto e la presenza di tante famiglie, di tante persone, di 3 amministrazioni che mi avevano ovviamente autorizzato a portare i saluti anche da parte del prefetto, insomma, e di tutti coloro che si sono messi a disposizione per aiutare questo saluto, queste esequie a queste 3 vittime innocenti. E ha messo un cenno importante Don Giuseppe. Quando si va in macchina, quando si è su una strada, dovremo riflettere un po' di più. La cosa più importante da dire all'interno della sicurezza, lo dico ai giovani, soprattutto state attenti in macchina, state attenti per la strada. Questi camminavano tranquilli sul marciapiede. Purtroppo la sicurezza non è mai finito di prendere, la vita umana è importante. La comunità di Favaro si è dimostrata unita e presente da subito e così continuerà a fare. La comunità di Favaro starà sempre al fianco della famiglia di Elena, ma anche delle famiglie che sono state coinvolte da questo dramma tremendo, e ci siamo tutti. Ieri sera alla fiaccolata eravamo più di 3.000 persone e quindi sì, anche questo è un segno tangibile che vogliamo stare vicino ai familiari, ma vogliamo veramente continuare a stare vicini per il dopo ai familiari e alle famiglie coinvolte da questo dramma tremendo. Funzione quindi preceduta da una fiaccolata tra Favaro Veneto ed Ese. Non abbiamo più lacrime da piangere, insomma, perché sta un colpo veramente grosso. Suo fratello come sta? Mio fratello l'ho sentito anche 10 minuti fa e lui sembra tranquillo, però dentro di lui... Cioè, quando si gira è solo a casa, comunque cerchiamo di dargli forza, di consolarlo, cioè, in qualche maniera. Rabbia sicuramente sì, però delle volte, parlo personalmente, faccio dei pensieri, dico ma sta ragazza, cioè, non sono capace di capacitarmi di dire ma come vive, come si comporta, i parenti, cioè, i familiari suoi, diciamo. Ma nessuno sa più niente, cioè va tutto a silenziarsi, aspettiamo gli eventi, aspettiamo cosa che succede. Non è che colpendo lei adesso risorge tutto, però un minimo come si dice, piccole soddisfazioni di dire almeno l'hanno punita, cioè ha sbagliato e giustamente uno che sbaglia bisogna che sia anche punito. Avete il timore che potrebbe non essere così, invece che potrebbe non essere punita? Dai, la giustizia insomma, bisogna anche ascoltarla qualche volta, dai, non è che sempre che buttiamo sempre fango sulla giustizia, qualche volta bisogna anche crederci.
Lei, signore, da dove arriva? Io da Casale sul Sile. Addirittura dal Trevigiano ha voluto essere qui oggi. Lei conosceva una delle... Chi conosce? Tutti e tre li conoscevo e conosco anche il papà della signora. È stato una botta tremenda, perché mettersi nei panni di chi è sopravvissuto è una cosa che non si può descrivere. Siamo sentiti di partecipare, onestamente, è una decisione che abbiamo preso all'ultimo momento, avevamo finito di cenare, mi è passato così. Troppo grande la tragedia, per cui non si poteva rimanere così indifferenti, insomma. Non riesco a parlare, mi vengono i brividi solo al pensiero, mi passano alla mente tutte le cose belle che abbiamo vissuto assieme, che abbiamo passato. Com'era Marco? Fantastico. Era sempre sorridente, sempre, non era mai arrabbiato con nessuno. 4 anni fa, esattamente come oggi, la morte dei 4 angeli, 4 ragazzi di Musile di Piave che trovarono la morte sulla strada per Jesolo. 4 anni fa la strage di Jesolo, in cui persero la vita i 4 angeli di Musile di Piave. All'1:30 di notte di domenica 14 luglio una Ford Fiesta speronata da una Golf finisce fuori strada e piomba in un canale lungo via Adriatica. Tragico il bilancio, morti 4, tutti di 22 anni, dei 5 ragazzi che erano a bordo, una sola superstite. Le vittime: Eleonora Frasson, Leonardo Girardi, Giovanni Mattiuzzo, Riccardo Laugeni. Per non dimenticare l'appuntamento dalle 18 allo Stadio Comunale di Musile di Piave, 2 calci con l'AUG, non una messa, ma una partita di calcio, con il memorial ad ingresso libero, come racconta proprio Romina, la mamma di Riccardo Laugeni. Ecco, questo è un esempio. Riccardo non avrebbe voluto la messa e magari neanche i suoi amici, ma bensì una partita giocata con tutti i suoi amici in mezzo al campo. Più che un momento di raccoglimento, l'occasione per dialogare con i ragazzi e le ragazze e confrontarsi sul bene primario dal valore ineguagliabile. Spero che questa giornata, questo memoria, possa essere un momento di condivisione con gli altri giovani, un momento per far capire a tutti quelli che saranno lì presenti che la vita è importante. La vita con le sue emozioni, gioie e problemi che talvolta, specie a 20 anni, sembrano insuperabili e invece poi... Una vita da vivere, investendo sul valore della sicurezza per proiettare i propri sogni nella realtà di un futuro tutto da programmare. Io adesso mi metto un attimo nei panni come presidente dell'Associazione delle Vittime sulla Strada. Uniamo le nostre forze, cerchiamo di capire perché non possiamo andare avanti in questo modo a perdere questi nostri giovani. Sono la nostra vita, è la nostra speranza, il nostro futuro. Ritorniamo a occuparci del maltempo che si è abbattuto nella zona di Porto Gruaro, ingentissimi i danni. Questo fortunale ha proprio colpito una varia asta e più aggiungendo anche poi tutta quella parte dove ha grandinato fortemente ha creato molti danni sia alle colture agricole e anche alle strutture. Raffiche di vento fortissimo e grandine. Sono stati sufficienti pochi ma intensissimi minuti di passaggio dello straordinario maltempo che l'altra notte ha flagellato il porto gruarese per distruggere colture e vigneti, in alcuni casi irrimediabilmente. Stiamo ancora cercando di capire la vera entità della situazione. Dico che a livello di colture dove ha colpito molto di più, oltre che aver portato via quasi anche il 100% di raccolti in alcune zone, ha fatto anche molti danni alle strutture, quindi in questo momento è anche un po' difficile quantificare
il danno sicuramente comunque è un danno abbastanza pesante. Ad essere colpito è stato in particolare il mais, in cui vento e grandine hanno provocato danni non solo fogliari, ma la rottura del pennacchio, compromettendo il raccolto. Anche soia e altre colture sono state colpite, ma non gravemente come per i vigneti, in alcuni casi completamente distrutti. Se lei fa la statale 13, si guarda a destra e a sinistra, in alcune zone i vigneti sono praticamente inverno, è rimasto solo qualche cavo, è portato via completamente tutto. Il mais, che in questo momento è una fase molto delicata perché è in fioritura, e quindi è stato completamente decimato e in alcuni posti si vede proprio allettato completamente, irrecuperabile. Era colpito da 3 mandati di arresto europeo l'italiano che è stato ammanettato dalla polizia all'aeroporto Marco Polo di Venezia. L'uomo proveniente da Stoccarda, incappato in un controllo della polizia di frontiera che, accertata la sua latitanza, ha eseguito il provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona. Deve espiare 8 anni, 3 mesi e 29 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione d'armi. E sono giorni infernali, saranno giorni infernali per chi deve mettersi in viaggio. Domani sciopero degli aeroporti. Il periodo delle vacanze inizia con l'incubo degli scioperi per chi deve mettersi in viaggio non solo per le ferie ma anche per motivi di lavoro e di necessità. Ieri lo stop ai treni, domani, sempre per uno sciopero nazionale, il rischio del blocco dei voli che inevitabilmente avrà ripercussioni e cancellazioni anche all'aeroporto Marco Polo di Tessera. E purtroppo non finisce qui. A Venezia è in arrivo dalla mezzanotte di giovedì 20 fino alla stessa ora di venerdì 21 uno sciopero indetto da una sola sigla sindacale CUB, che però rischia di portare pesanti conseguenze alla mobilità cittadina. A rischio autobus, tram, motoscafi e vaporetti del gruppo AUM-CTV, con i disagi maggiori attesi nelle linee di navigazione. L'emergenza di uno sciopero di 24 ore da affrontare, sciopero indetto dall'organizzazione sindacale CUB, che in azienda ha una scarsa adesione con un numero di iscritti molto limitato, ma che potrebbe trovare seguito nel malcontento un po' diffuso da parte degli operatori di movimento, per cui non siamo in grado in questo momento di capire l'impatto che avrà sulla città. Garantiti solo i servizi minimi previsti per legge, come spiega il direttore della navigazione CTV Gianluca Cuzzolin. Verranno garantiti i servizi minimi stabiliti dall'accordo in commissione di garanzia del 95, per cui tutte le isole verranno collegate con le spole come ormai consolidato. Verrà garantito anche il collegamento con nave traghetto da Lido a Tronchetto con 3 coppie di corse la mattina e 3 coppie di corse il pomeriggio. Qualora avessimo disponibilità di personale che non aderisce allo sciopero, innanzitutto garantiremo i collegamenti da Lido per l'ospedale e poi via via, in base alla quantità di risorse che avremo a disposizione, andremo ad incrementare i servizi minimi. Dobbiamo aggiornarvi su altre notizie di cronaca e poi c'è la festa del Redentore, subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per TG Venezia, parliamo di ordine pubblico perché il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, ha disposto la chiusura per 15 giorni di un noto locale in Riviera 20 settembre a Mestre. Gli accertamenti di polizia hanno riscontrato come il locale fosse divenuto luogo di abituale frequentazione di soggetti pregiudicati senza fissa dimora, nonché punto di riferimento per gli assuntori di stupefacenti. E non solo, ed è stata disposta anche la chiusura per 7 giorni di una discoteca di Jesolo, dove il 3 luglio era scoppiata una rissa tra avventori e addetti alla sicurezza del locale, a seguito della quale tre clienti avevano dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Questi gli aggiornamenti di cronaca, ma voltiamo decisamente pagina, andiamo a Venezia, che si prepara a vivere la festa del Redentore. Ci siamo fra poco, il via ufficiale, è così Lorenzo Maier, buonasera. Buonasera Cristian, a te e ai nostri telespettatori. Sì, Venezia sta già vivendo la festa perché ci troviamo qui alle Zattere, dove c'è già una folla che è in attesa
dell'apertura del ponte votivo. Il ponte votivo di 330 metri che in questi minuti sta per essere collaudato, che poi verrà aperto al transito dei veneziani e di tutti i fedeli. Si attraverserà il ponte per arrivare alla Basilica del Santissimo Redentore, dove dalla scalinata della Basilica il sindaco e il patriarca rivolgeranno come consuetudine un discorso alla città e ai veneziani. Quindi una grande festa, il ponte sarà poi attraversabile fino a domenica a mezzanotte, un ponte galleggiante che ricorda le feste veneziane. C'è già una buona folla qui in attesa, quindi un grande Redentore quest'anno, in attesa poi domani sera dei fuochi d'artificio e naturalmente della messa del Patriarca domenica alle 19, che trasmetteremo in diretta. Per i contenuti dei discorsi che verranno pronunciati vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Se non hai domande, Cristian, ti restituisco la linea. Grazie davvero Lorenzo, buon Redentore, buon racconto. E noi chiudiamo qui questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, subito dopo TG Treviso. Adesso vi lascio le previsioni del tempo, buona serata. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo. L'alta pressione africana torna ad espandersi, caldo e afa si intensificheranno nuovamente fino a raggiungere il picco la prossima settimana. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 15 luglio ci mostra un contesto stabile e ben soleggiato, con cielo sereno, salvo accumuli pomeridiani sulle zone montane. Temperature, come detto, in aumento, minime tra 16 e 23 gradi, massime invece comprese tra 29 e 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo in prevalenza limpido con qualche addensamento sui rilievi. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà stabile e soleggiato con qualche nube innocua in transito. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.